Ozzi è geneticamente simile ai sardi, a noi di oggi. Ma chi è Ozzi? Chi è Ozzi di Eichmann? Allora, Ozzi è una mummia naturale ritrovata nel 1991 sulle Alpi italiane, in Alto Adige, in seguito allo scioglimento di un ghiacciaio, da cui Eichmann, l'uomo di ghiaccio, l'uomo venuto dal ghiaccio. Questo è Ozzi, come è stato trovato, e questo è Ozzi, come è stato ricostruito. Allora, di Ozzi noi sappiamo oggi tantissime cose. Sappiamo che quando è morto aveva più o meno 45 anni. Sappiamo che fu una morte violenta. È stato infatti ritrovato con una punta di freccia conficcata nella spalla che ne causò la morte per dissanguamento. Questa ovviamente fu una tragedia per lui, ma devo ammettere una fortuna per il mondo scientifico, perché grazie a questa morte inusuale il suo corpo si è conservato perfettamente. E oggi abbiamo analizzato il suo genoma praticamente lettera per lettera quasi. Di lui sappiamo che aveva gli occhi castani, che il suo gruppo sanguigno era 0RH positivo, sappiamo che era intollerante al lattosio, come molti di noi probabilmente, e aveva una predisposizione alle cardiopatie. Sappiamo inoltre che la sua morte risale a 5.200 anni fa, in un periodo che in Italia, in quella zona, coincide con l'età del rame. Sappiamo inoltre da analisi isotopiche che Ozzi è nato, vissuto e morto nella stessa regione in cui è stato trovato, a pochi chilometri di distanza. Per cui la domanda a questo punto è: ma com'è che un uomo che è morto 5.200 anni fa e che non si è mai spostato dalle Alpi è simile ai sardi? Per capirlo dobbiamo vedere le radici genetiche dell'Europa. E per capire le radici genetiche dell'Europa dobbiamo innanzitutto capire la cronologia degli eventi. Non entrerò nel dettaglio, quindi diciamo che parlerò degli eventi principali. La storia genetica dell'Europa inizia 45.000 anni fa più o meno, quando l'Homo sapiens, noi, la nostra specie, arriva in Europa e si diffonde, la colonizza. Poi succedono tantissime cose durante i rimanenti migliaia di anni, ma l'altro evento estremamente importante avviene durante un altro periodo storico chiamato Neolitico, che coincide con l'arrivo dell'agricoltura sviluppata nel Medio Oriente intorno a 12.000 anni fa e si diffonde poi in Europa e nell'area mediterranea. In Sardegna, se non mi sbaglio, è arrivato più o meno 7.800 anni fa. Per darvi un'idea, questo è il momento in cui Ozzi muore sulle Alpi. Ozzi quindi muore alla fine del Neolitico, nell'età del rame. All'età del rame segue un'altra età dei metalli, l'età del bronzo. Anche questa è un periodo estremamente importante, durante il quale avvengono nuovamente grandi sconvolgimenti, sia a livello genetico, vedremo, che a livello archeologico. Si impara, infatti, si sviluppa la domesticazione del cavallo e si inventa il carro, quindi le popolazioni iniziano a diventare molto più mobili. Poi tra il bronzo e il ferro, il Mediterraneo, c'è un'espansione enorme del commercio associata allo sviluppo e al perfezionamento delle tecniche di navigazione. Dopodiché entriamo in quella parte della storia che probabilmente è familiare a molti di voi, quindi abbiamo le espansioni fenicie e cartaginesi in Mediterraneo, la formazione e fondazione della Magna Grecia, la fondazione di Roma, poi sto andando molto avanti velocemente, caduta di Roma e Medioevo. Allora, la maggior parte degli eventi di cui vi parlerò è concentrata tra la fine del Paleolitico e l'età del ferro. Ora che abbiamo un'idea della cronologia, vediamo di parlare del dato genetico. Allora, l'Europa, come vi ho detto, è fatta di popolazioni occupate da popolazioni geneticamente molto simili. Noi siamo qua, siamo la Sardegna, a Banna, con Tissoro, però come vedete siamo anche vicini a tutti gli altri, e questo perché tutte le popolazioni moderne dell'Europa si sono formate dalla diffusione e il mescolamento di 3 componenti genetiche ancestrali. Queste sono
la componente dei cacciatori-raccoglitori o hunter-gatherers del Paleolitico, i coltivatori del Neolitico, i farmers, e poi i pastori delle steppe, chiamati Yamnaya. Vi dirò perché più in là. Questo è molto più visibile in questa analisi admixture, dove potete vedere, queste sono tutte, è una mixture analysis mettendo insieme tutti i campioni di diverse popolazioni europee moderne. Questi sono i sardi alla fine, e come potete vedere tutte hanno in varie proporzioni questi tre colori: il blu dei cacciatori raccoglitori, l'arancio dei farmers, i coltivatori, e il verde degli Yamnaya. Ma com'è che tutte le popolazioni europee moderne hanno queste componenti? Ebbene, facciamo adesso un viaggio indietro nel tempo e iniziamo con il Paleolitico. Ora noi sappiamo che tutti noi abbiamo un po' di DNA paleolitico in noi e in tutte le popolazioni europee, e questo lo sappiamo perché oggi abbiamo il dato genomico di individui risalenti a questo periodo. E questa è un'analisi delle componenti principali che mostra come si distribuiscono. Se aggiungiamo le popolazioni moderne, la prima cosa che spero possiate notare è che formano due gruppi distinti. Cosa significa questo? Significa che nessuna popolazione attualmente vivente in Europa somiglia più a questi hunter-gatherers, a questi cacciatori e raccoglitori, ai primi europei. In particolare ci sovrapponiamo molto bene sulla seconda componente, però ci differenziamo sulla prima. Da questa parte c'è il segnale degli hunter-gatherers, mentre le popolazioni moderne, vedete, sono spinte dall'altro lato, da questo lato. Cosa c'è lì? Per saperlo ci dobbiamo spostare in avanti nel tempo al Neolitico. Di nuovo, noi sappiamo che tutti noi abbiamo un po' di DNA arancione neolitico nel nostro genoma. Di nuovo sappiamo che questo deriva dai coltivatori neolitici perché abbiamo accesso al DNA di questi individui. Per farveli vedere utilizzerò quest'altra analisi delle componenti principali. Qui praticamente questa è un po' diversa dalle altre perché questa è un'analisi in cui i campioni antichi rappresentati da questi simboli colorati sono sovrapposti su popolazioni moderne che sono invece rappresentate da questi punti grigi nello sfondo. Giusto per orientarvi, qui ci sono gli europei e qui ci sono le popolazioni del Medio Oriente e del Caucaso. Ritornando ai campioni antichi, questi sono gli hunter-gatherers. Qui ci sono meno punti rispetto alla slide che vi ho fatto vedere prima, perché questo è uno studio del 2016, l'altro era uno studio del 2019. Quindi questo per darvi un'idea quanto il numero dei campioni aumenti di anno in anno in questo tipo di studi. I campioni del Neolitico sono questi triangolini, questi qua. Come potete vedere sono due gruppi di nuovo distinti. Cosa significa questo? Significa che l'arrivo del farming, della coltivazione e dei farmers in Europa, la diffusione dell'agricoltura è coincisa con una diffusione endemica, cioè sono arrivate nuove popolazioni che hanno portato l'agricoltura e queste popolazioni venivano da qualche altra parte. Noi sappiamo che venivano probabilmente dall'Anatolia e prima di allora dal Levante. E queste popolazioni erano geneticamente distinte e diverse rispetto a cacciatori-raccoglitori che vivevano in Europa prima di loro. In particolare, vedete, si distinguono sulla prima componente, per cui adesso sappiamo che se da quel lato ci sono gli hunter-gatherers, i cacciatori-raccoglitori, ciò che sposta le popolazioni moderne lontane da loro, in quella direzione, è l'arrivo di questa componente arancione neolitica. Un'altra cosa che possiamo notare è la posizione dei sardi moderni. Ora, li ho evidenziati. I sardi moderni si sovrappongono, sono gli unici in effetti, che si sovrappongono perfettamente con i coltivatori neolitici europei. E questo è ancora più visibile se guardiamo la mixture analysis, sono la popolazione europea che ha più arancione in assoluto. E questa è la ragione per cui i sardi di oggi, noi, siamo la popolazione europea geneticamente più vicina ai coltivatori del Neolitico europei.
E questa è anche la ragione per cui noi appariamo così simili ad Ötzi. Ötzi era un campione della fine del Neolitico, quindi geneticamente sarebbe ricaduto più o meno in questa posizione qua. Quindi lui somiglia a noi non perché fosse sardo, ma perché noi siamo rimasti uguali alle popolazioni che vivevano in Mediterraneo al tempo di Ötzi. Però vi ho detto che tutte le popolazioni europee moderne hanno una terza componente. Questa componente è stata introdotta nell'età del bronzo. I campioni, di nuovo, è presente in tutte le popolazioni europee ed è rappresentato nella Mixture Analysis dal verde. Oggi noi sappiamo che origina dal bronzo perché abbiamo il dato genetico di campioni risalenti a questo periodo e questa è la loro posizione nella Mixture Analysis. Scusate, nell'analisi delle componenti principali. Di nuovo, se confrontiamo questo gruppo con quelli precedenti, è un gruppo diverso. Quindi di nuovo possiamo concludere che anche l'arrivo del bronzo in Europa è stato segnato da una diffusione endemica con l'arrivo di popolazioni geneticamente diverse. Se confrontiamo le popolazioni europee dell'età del bronzo con le popolazioni europee del Neolitico, si sovrappongono relativamente bene sulla prima componente, ma si distinguono sulla seconda. In particolare appaiono spinte verso l'alto dove c'è la componente delle steppe. Ma da dove viene questa componente? Questa componente viene da queste popolazioni qua. Se funziona, da queste popolazioni qua. Questi sono gli Yamnaya, ok? Chi sono gli Yamnaya? Gli Yamnaya erano popolazioni nomadi che vivevano in quella che noi oggi consideriamo come ad esempio l'Ucraina, tra le pianure tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Questi erano pastori nomadi che avevano domesticato il cavallo e che 5.000 anni fa più o meno iniziano ad invadere l'Europa. Cambiano completamente la storia genetica degli europei, non solo, ma introducono anche innovazioni ovviamente. In Europa centrale l'arrivo della loro componente genetica, il loro mescolamento, è associato alla diffusione di un particolare tipo di ceramica, che qui è rappresentato da questa colorazione grigia, la cosiddetta ceramica cordata o corded ware. Mentre in area mediterranea, in Europa occidentale, l'arrivo della componente Yamnaya avviene tra popolazioni che utilizzano un altro tipo di ceramica chiamata campaniforme o